Ai lavoratori della Diatec di Quarto d'Altino e a quelli della FV Beltrame di Porto Marghera non manca molto per la conclusione della cassa integrazione, dopodiché ci saranno i licenziamenti. Per non far scemare l'attenzione sulla loro situazione hanno manifestato sotto la sede degli industriali lagunari. Confindustria, insieme anche alle istituzioni locali, avevano promesso degli impegni sia per la ricollocazione delle persone, ma anche e soprattutto impegni dal punto di vista industriale. Nuovi investimenti, nuovi imprenditori che ad oggi non si sono visti. La cassa integrazione scadrà a settembre alla Diatec e ad agosto alla FV Beltrame. Tempo per fare qualcosa, ne resta sempre meno. Servono investimenti, servono evidentemente nuovi soggetti industriali che possano reinsediarsi a Marghera nel territorio veneziano, perché se non ci sono investimenti l'occupazione non si crea. Più difficile sembra essere la situazione della FV Beltrame. La situazione è difficile perché comunque ci sono lavoratori migranti che rischiano di non vedersi rinnovato il permesso di soggiorno se comunque non avranno ammortizzatori sociali. Ci sono lavoratori che stanno perdendo la casa, lavoratori che non riescono a pagare l'affitto per pagare le bollette o il mangiare. La situazione è veramente drammatica. Ma alla Diatec le cose non sono poi molto migliori. Io lavoravo alla Diatec, che sono in cassa integrazione da 8 mesi come gli altri miei 57 colleghi. 8 mesi che siamo a casa e non abbiamo nessun segnale da parte di chi si era preso l'impegno di portare avanti la nostra avvertenza, e siamo qua anche oggi a far sentire la nostra voce. Anche il cambio al vertice degli industriali, accusa la FIOM CGIL, col passaggio da Brugiano a Zoppas non ha portato cambiamenti. La crisi non c'è dubbio c'è nel paese, ma qui a Marghera in modo particolare, e in tutto il territorio veneziano la crisi è anche determinata dall'assenza di investimenti produttivi, di scelte di politica industriale. Troppe volte hanno prevalso logiche di natura differente, a danno dell'industria ma magari a vantaggio della speculazione.